Non è stato un sabato 27 luglio qualsiasi, quello di questo 2024, che ha visto già dalle 8:30 del mattino via Roma chiudersi al traffico. Quella infatti era l'ora prefissata perché gli organizzatori della grande festa multiculturale del quartiere della stazione di Udine, ossia Borgo Mondo, arrivassero con i loro gazebo e stand e allestissero lo spazio dove per un'intera giornata si sarebbe festeggiata la convivenza tra i popoli di questo Friuli Venezia Giulia unito nella diversità. E così per oltre un'ora, sotto lo sguardo attento e paziente della polizia locale, è andato avanti l'allestimento dello spazio da parte delle associazioni e delle comunità che hanno aderito all'iniziativa, africane, asiatiche, latinoamericane, europee, fino a quando, all'ora convenuta e con tutto ormai pronto, si è confluiti nello salottino degli eventi, ossia lo spazio dove si è concentrata l'intera attività culturale della giornata, aperta da una cerimonia di inaugurazione alla presenza di numerose autorità. Trovati qui a Borgo Mondo. Sta perdendo il tempo pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Insomma, mentre il concerto dei Corazon Latino e di Graziella Vendramin è al suo culmine, l'entusiasmo è davvero incontenibile, ma è l'ora di spaziare per la festa e di cominciare a gustare le tante specialità offerte dai commercianti e soprattutto dalle comunità che sono venute con le loro prelibatezze preparate appositamente per una festa dove ciascuno ha portato un po' quello che ha potuto, e non solo naturalmente cibo ma anche artigianato, vestiti, gioielli e un po' tutto quello che si poteva far vedere di culture che, un po' come accade tutti i giorni in questo quartiere multietnico della stazione, oggi in via Roma hanno avuto una loro vetrina.
Ed è stato quando eravamo un po' tutti sazi e satolli che abbiamo ripreso le attività culturali con un incontro innanzitutto intitolato Cartolino e Udinesi dall'Africa, dove si sono confrontati alcuni esponenti di comunità provenienti proprio dal continente africano. Altre città a andare davanti con la raccolta differenziata. La comunità africana e vediamo se possiamo anche tirarne fuori qualche lezione su tutto questo. E mentre la polizia locale verificava che nessuno varcasse la soglia di via Roma per disturbarci, proseguivano i nostri incontri con un appuntamento sui minori stranieri non accompagnati. Come diceva la scrittrice ucraina Svetlana Alexievich, diventare uomini orecchie e donne orecchie per saper cogliere le storie di chi vive insieme a noi e di chi cammina queste strade. Mi chiamo Moon, vengo dal Bangladesh, sono in Italia da 2 anni e nel 2022 sono stato accolto da Oikos. Quando sono diventato maggiorenne ho studiato per diventare saldatore e adesso lavoro come apprendistata in una fabbrica a Udine. Ma è stato quando sono iniziati i preparativi per un evento molto particolare sulla cultura bangladese, il trialogo al femminile sull'identità nelle migrazioni, guidato da un'antropologa molto famosa come Katiuscia Karnà, venuta appositamente da Roma, che è successo il fuori programma perché la comunità bangladese ha insistito per cantare l'inno nazionale. Sono Katiuscia Karnà, vengo da Roma e sono stata invitata a questa bellissima festa dal collega Marco Orioles, e nonché amico. In questi anni mi sono occupata tanto della comunità bangladese che si trova a Roma, in particolar modo della comunità di donne che è presente a Roma. A Roma c'è un quartiere molto simile a questo, vulnerabile ma allo stesso tempo ricco di opportunità, che si chiama Tor Pignattara. È un quartiere che viene definito Bangla Town. Abbiamo 17 e 15 anni e è un onore oggi stare qua. Siamo nate e cresciute a Udine e siamo di origine etnica bengalese. Ci siamo trasferite all'estero per continuare gli studi. Giovanissime, velate. E allora, che valore ha il velo? Perché lo indossate? Perché di questa scelta? Allora, a un occhio esterno il hijab sembra solo un pezzo di stoffa che protegge il collo e i capelli di una donna, ma in realtà questo pezzo di stoffa ha un valore molto più importante per le donne musulmane. Per me il velo è qualcosa che mi protegge, qualcosa che mi avvicina a Dio, qualcosa che mi fa sentire, cioè qualcosa che parte di me ormai. È terminato l'incontro con Katiuscia e con le 2 ragazze bangladesi, è iniziato un altro evento tutto islamico, stavolta con l'ospite d'onore, l'imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, venuto appositamente per partecipare alla nostra festa e animare un dibattito sull'identità dei musulmani nella città di Udine, a cui hanno preso parte altri 2 rappresentanti delle comunità islamiche udinesi e il consigliere delegato del sindaco di Udine Alessandro Vigna per i rapporti con le comunità religiose. E mentre al salottino degli eventi era forte la curiosità per le parole dell'imam Nader e degli altri ospiti del dibattito, in via Roma era tutto un viavai di persone, curiosi, avventori, che rendevano quella che è già tradizionalmente la via più animata della città
ancora più animata. Ma questo non è proprio il momento di distrarsi, perché dopo i dibattiti, gli incontri e i confronti è arrivato l'appuntamento più atteso, quello con gli spettacoli cominciati dall'Associazione dei Romeni di Pordenone. E dalle danze travolgenti della Romania il ritmo si è fatto ancora più incalzante con l'arrivo di un altro grande spettacolo di Borgomondo, la comparsa colombiana. E dopo i ritmi travolgenti della Colombia è arrivato un altro momento molto atteso della giornata, lo spettacolo della Costa d'Avorio.
E per concludere in bellezza il momento degli spettacoli, ecco arrivare un altro sicuramente tra i più suggestivi, la sfilata del re del Ghana con i suoi portatori. Può dimostrare che il Ghana abbiamo la cultura Esemse jata na odi di akro. Akro na bodi na eto so no ebi ni o oye agogo ambassador ewo iyo ase kan ensese. E si concludeva così, davvero con il botto, la giornata di Borgomondo. Ma non tutto è finito, perché c'era lo spettacolo finale condotto da Rocco Burtone con il concerto di Salas, il rapper ivoriano che ha fatto ballare tutti al ritmo travolgente della sua musica. E poi un altro attesissimo concerto, quello di Barbara Enrico and the Short Sleepers. E quindi il divertimento è andato avanti fino a serata inoltrata per le tantissime persone che si sono fermate in via Roma a godersi gli ultimi momenti, forse quelli più magici, di una festa che ha voluto unire almeno per un giorno tutti i popoli che coabitano in questo fazzoletto di terra chiamato Friuli Venezia Giulia.